Ancora un po' di biglietti ci sono, siamo pronti, quindi ancora se volete potete trovarci sempre qua in sede in via Vinelli al centro Odeon, ancora per un paio di mattinate ci siamo. Poi se no la stessa sera i biglietti che sono rimasti li venderemo la stessa sera, dalle ore 20 in poi il teatro apre, la billetteria apre, quindi vi aspettiamo anche per gli ultimi biglietti. Che spettacolo sarà? Ma lo spettacolo come al solito di Paolo è uno spettacolo, magari potrebbe essere a volte come la Bibbia, quello che avevamo fatto 2 anni fa, uno può pensare un po' satirico, un po' di cosa, ma Paolo va a centrare sempre le cose interessanti della vita ed sono quelle che interessano a noi. Lo spettacolo si chiama La Sagra Famiglia, partirà dalle esperienze sue fatte in casa fino ad arrivare alla Sacra Famiglia. Comunque è uno spettacolo molto divertente, noi siamo andati a vederlo quando è partito, è un'esclusiva per la Liguria, quindi chi non ha ancora preso i biglietti mi raccomando non perdetevela perché i suoi spettacoli sono sempre pieni ed è veramente bello. Si conferma l'impegno dell'Associazione Amici di Simone Tanturli per portare avanti dei progetti. In questo caso il ricavato come verrà utilizzato? Allora, da quest'anno, appunto, è questa serata, cioè sabato sera, sarà il lancio proprio di questo triennale, di un progetto triennale 2020-2022 per l'aiuto allo studio per delle famiglie con i bimbi speciali. E quindi questo è proprio un lancio, è un progetto molto impegnativo, però abbiamo visto che con l'aiuto di tutti in questi anni anche i vari tipi di progetti impegnativi siamo riusciti a portarli a termine. Speriamo che vada anche questo e quindi vi aspettiamo per lanciare questo e poi più avanti ci sentiremo meglio su tutto quanto.